Amici Bellinei, scontri a scontri luci a San Siro, scontri a Milano, cose pazzesche. Io, lo sapete, di solito non ho molto tempo di parlare di tutte le altre squadre perché faccio approfondimento approfondito sul Napoli, però il derby andava visto e quindi cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora, wow, I mean wow. Abbiamo visto un Milan che passa in vantaggio perché Libra si prende palla, se lo inventa quel gol perché non c'era spazio per metterla proprio lì, palo interno, gol decisivo, gol di nuovo taglio di capelli, cioè il nuovo stile col codino samurai, discutibile, ma lasciamo perdere. Dopodiché bisogna dire che l'Inter fa dominio, li schiaccia e cominciano a pressare. Sono anche sorpreso dall'atteggiamento di un Inter che di solito è più attendista e invece hanno fatto loro la partita, specialmente nel secondo tempo. L'ho guardata abbastanza attentamente, non approfonditamente come guardo la mia squadra, però ho visto un Inter che Kolarov nel senso terzino aggiunto, permettendo a Perisic di essere più avanti, perché il Milan a un certo punto è stato il cosiddetto saper soffrire, no? Finché sembrava quella solita frase fatta che se il Milan l'avesse spuntata si poteva dire il Milan sa soffrire, ma poi avviene il fattaccio avviene a fine primo tempo, ovviamente, lo scontro tra i titani, lo scontro tra i due giocatori più rappresentativi delle due squadre, due giocatori che non si tirano indietro di fronte a provocazioni e risse, se è il caso. È bruttino quello che succede perché Ibrahimovic tira in mezzo questa storia del voodoo. Go do your voodoo shit, perché praticamente pare, leggendo i riti voodoo, insomma, la madre di Lukaku che gli consigliò dopo un pellegrinaggio in Africa di firmare per il Chelsea piuttosto che un'altra squadra. Insomma, ditemi voi nei commenti se ne avete saputo di più nel frattempo che io sto registrando questo video. Però c'è anche la risposta poi di Lukaku. Ibrahimovic lo chiama anche Little Donkey, lo chiama piccolo asino. Però poi Lukaku dice I fuck you and your wife, cioè penso che insiste, eccetera eccetera. Quindi ovviamente ad azione corrisponde reazione, animi belli tesi e caldi, però poi Ibrahimovic prende il secondo giallo e quando prendi il secondo giallo lasci la tua squadra in difficoltà, in un uomo in meno, con un Inter che comincia a quel punto a pressare ancora di più, può sfruttare la superiorità numerica, sfruttando appunto, vedi la tattica, è importante la tattica, sfruttando Kolarov più come spinta che non come difesa, perché Kolarov se lo perde Ibra nel primo gol. È il bello del calcio, no? Alle volte certe mosse. E anche la mossa di mettere magari Hakimi nel secondo tempo potrebbe essere stata un colpo di genio di Conte, se lo mantiene un pochino, poi dopo nel secondo tempo Hernandez è un po' più stanco e Hakimi può fare la sua partita. Hakimi che poi sarà squalificato per la semifinale, poi dice ammazza che tenere chillati là. Comunque Ibra non ci sarebbe stato, Lukaku non ci sarebbe stato per l'eventuale semifinale. Comunque non giocherà, non ci saranno né Hakimi né Lukaku. Vabbè, Numazzo scassa, ma lasciamo perdere. Mi vorrei soffermare più sulla questione del derby perché le coppe stanno influenzando il campionato e viceversa. Ora dobbiamo capire se è un'ipotesi anche fantasiosa, ma può aver influenzato la sconfitta netta con l'Atalanta nei confronti del Milan in vista della Coppa e quindi adesso possono perdere un pochino quelle certezze che avevano all'inizio? Questa è la mia domanda che rivolgo anche a voi, perché sai, noi abbiamo avuto un contraccolpo psicologico tosto dopo la Supercoppa, la Juventus invece si è sentita rigalluzzita, no? Galvanizzata di nuovo, mentre l'Inter adesso ne trae giovamento, quindi tutto si rimescola, tutto è ancora possibile per la lotta al titolo. Il Napoli deve sempre approfittare solamente per il quarto posto, sempre solamente guardare lì. Però sai, che macello, qualcuno dirà Pioli out, non credo. Però magari
il Milan squadra, no? Il gruppo che si fidava di Ibrahimovic e che lottavano e si buttavano nel fuoco per lui, chissà se magari in questo momento, visto che è stata anche colpa sua, no? Il farsi buttare fuori, magari può avere un contraccolpo, sai, i giocatori dicono però ci hai inguaiato tu. Voglio dire, ci conviene, eccetera, eccetera. Non lo so, è un'ipotesi fantasiosa e invito anche gli amici del Milan e dell'Inter a commentare al riguardo. Fatto sta che l'Inter ha meritato di passare il turno con un dominio schiacciante nel secondo tempo. C'è anche da dire che la sbloccano con il rigore netto, Barella sempre protagonista nelle partite, rigore netto, e poi il calcio di punizione proprio di Eriksen, proprio l'uomo dei pochi minuti, dei pochi scampoli di partita, mette la palla lì quasi con la consapevolezza che fosse una specie di rigore un po' più lontano, e la mette proprio lì, dopo che un Tatarusanu, chiamato da qualcuno Papaluciano, aveva fatto una buona partita, di tanti salvataggi, non difficili ma sempre presente, e invece lì non si è buttato, il pallone scavalca il pallone scavalca la barriera e si infila sotto la traversa, e l'Inter va in brodo di giuggiole, chi non salta rosso nero è, eccetera, eccetera, eccetera. Chissà in questo momento cosa sta dicendo Conte, non lo sapremo mai, io non lo saprò mai, magari lo controlliamo adesso dopo. E quindi l'Inter va avanti e è interessante, secondo me è più interessante, più che per la Coppa Italia, capire se c'è un contraccolpo psicologico per il campionato, che magari l'Inter va di fiducia e cerca in slancio perché batte la Juve e batte il Milan in breve successione, mentre il Milan perde con l'Atalanta e perde con l'Inter, la Juve che invece riprende, che è capace che vincono sempre a loro, perché alla fine è così, un pochino di zoppicamento iniziale e poi vanno di volata ricominciando a vincere, a fare filotto, ed è colpa nostra, lo possiamo dire, è colpa nostra che gli abbiamo dato la vittoria della Supercoppa essendo troppo rinunciatari, il saper soffrire, no? Non fa parte di noi, non siamo mai stati. Il Milan stava sapendo soffrire? Qualcuno dirà? Hanno perso, quindi si dirà avete perso e non avete giocato, non avete ribattuto ai colpi dell'Inter. È complicata, il calcio è interessante, i risvolti sono sempre diversi. Il caso Gomez-Atalanta, Gomez che va via, l'Atalanta sembra che non ne soffra, aspettiamo magari alla prima sconfitta se non ritornerà la questione Gomez e dello spogliatoio. Il caso Dzeko che flagella la Roma, e quindi anche lì Fonseca, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, che succederà? Il Napoli con la questione tra Gattuso, i giocatori non hanno rispettato il piano gara, insomma non c'è nessuno in questo campionato che può dire la sua con continuità finora, ed è un peccato non crederci fino in fondo. Per questo io mi incazzo con la mia squadra quando vedo che le altre squadre comunque un po' di mercato lo fanno, vedi il Milan, o anche in prospettiva, e noi siamo immobili, stiamo semplicemente cedendo i pezzi fuori rosa, che andava fatto, però ragazzi non siamo completi, siamo più completi di altri anni, ma a terzini stiamo messi male. Da New York, Valerio Fluido è tutto, è un video un po' diverso che cerca di piluccare un po' in tutti gli argomenti, perché se noi guardiamo solo il Napoli nemmeno va bene, pensiamo che tutto succede a noi, invece altre cose succedono anche negli altri campi, negli altri ambienti. Teniamo d'occhio le altre cose e facciamo tesoro di come ognuno poi reagisce. Se reagiscono male facciamo tesoro al contrario, facciamo altre cose. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500, dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, poi c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.